Allora, eccoci qua. Buon pomeriggio. Iniziamo questa nuova live. Allora, voglio salutare tutti gli ammalati con una prestissima guarigione, tutti i detenuti una prestissima libertà e un saluto in particolar modo va per tutti i bambini del mondo. Allora, questa è una live come tutti quanti ormai lo sapete. Per parlare con il sottoscritto c'è bisogno solo ed esclusivamente di telefonare in diretta, perché nelle mie live i commenti sono disattivati, quindi accetto solo telefonate live in diretta. Il numero di telefono, oltre che io lo vado a ricordare durante questa live, ma lo potete prendere anche da Google. Andate su Google, scrivete il maestro Cleo e vi esce il mio numero di telefono nella ricerca, quindi è semplicissimo. Andate su Google, scrivete il maestro Cleo, vi uscirà il mio numero di telefono. Però io lo dico più volte durante questa live, quindi se prendete carta e penna così ve lo segnate, ve lo trascrivete, va bene? Allora, aspettiamo le prime telefonate. In questa live potete fare una domanda, potete chiedere tutto quello che volete, però non chiedetemi per la salute, perché non sono un medico e quindi non posso fare diagnosi se non sono un medico. Ok? Quindi gentilmente chiedetemi tutto quello che volete, ma non chiedetemi per quanto riguarda la salute. Volevo ricordare sempre che io ricevo da vicino in provincia di Caserta e mi reco a domicilio in tutta Europa. Effettuo consulti nel privato, nella massima riservatezza, per coloro che vogliono parlare riservatamente con me, possono farlo tranquillamente. Allora, Francesco, buongiorno, il mio controllore ha fatto il primo oggi. Buon pomeriggio maestro, ieri per impegno saltata la diretta. Sì, ti devo mandare la carta per l'avvocato, ti devo mandare. Ciao Francesco, buon pomeriggio, ti ringrazio, sei sempre disponibile, grazie di cuore. Ieri ho fatto tardi perché ieri era il mio compleanno, sono stato fuori. Pronto? Pronto, buonasera maestro Cleo. Buonasera signora. Le volevo fare una domanda sul mio nipote. Sì. È 29 marzo, è Ariete. Sì. Allora, questo ragazzo ha una compagna che la lascia, la prende, la lascia, la prende e hanno un bambino in comune e ora lui non lo vuole più. Che cosa voglio sapere che cosa gli sta passando per la testa per il momento. Allora, da questo momento in poi mi ferma quando vuole, signora, pensando a loro. Sì.
Perfetto, un attimo solo. Allora, vediamo un po'. Signora, troppa gente che non si fa i fatti loro, troppe persone che si sono messe nella testa di questo ragazzo e lo stanno a mettere contro a questa donna e ci stanno a mettere le pulce in testa. Io mio nipote non lo riconosco più, a questo ragazzo non lo riconosco più. Signora, questo ragazzo, ve l'ho detto, a parte che c'è la presenza di una terza persona che sta creando scombino. Ma è una donna? Sì, o un no, uomo? una donna, signora, una donna. Sta qua, vedete? Ve la faccio vedere. Quindi questa, No, non la vedo, non la vedo, non posso seguire TikTok. Questa persona che diciamo ha conosciuta sta creando scombine nella mente di suo nipote. Questa è la verità, signora cara. Sta E rovinando, allora loro non ritorneranno più insieme. sta rovinando la vita di questo ragazzo. Ha capito? E allora questo ragazzo non andrà più a convivere con la ragazza che aveva. Come stanno, che hanno un bambino assieme. come stanno le cose in questo momento, io non vedo che vanno a convivere insieme. Se si toglie sta gran fedendona di mezzo, si mette da parte, è probabile che questo ragazzo possa pure cambiare idea. Ma qua c'è un casino di mezzo. Avete capito? Sì. Questa è la verità, signora. Va bene, allora mi metto nelle mani di Dio, spero che questo ragazzo si ravveda. E me lo auguro con stavano andando a convivere perché hanno un bambino in comune. È uscita questo ragazzo non la vuole più. È uscita quest'altra donna e l'ha scemonito col cervello. È chiaro? Ho capito. Va bene, allora. La ringrazio tanto. Arrivederci, signora. Arrivederla. Allora, Francesco dice anche in ritardo auguri di cuore, centri di questi giorni. Grazie, Francesco, gentilissimo come sempre. Poi andiamo a salutare a Salernitana, maestro, che sono arrivato alle 2 lezioni di scuola guida, sto andando bene, faccio 1, 2, 3 errori, massimo. Spesso come stai? Grazie, bene. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Luisa Caportici. Ciao. Volevo sapere qualcosa su mio marito, cioè sul matrimonio. Salutiamo l'amico Massimo. Ciao Massimo. Allora, tu quanto sei nata e che segno sei? 10,693 gemelli, lui 27, 1,94 Acquario, Giuseppe si chiama. Da quanti anni siete sposati? Dal 2019. Quindi la domanda qual è? Se questo matrimonio andrà avanti? Sì. Allora, amici, voglio la massima condivisione. Dovete condividere, date un aiuto in questa live. Se siete umani. Fermami quando vuoi. Sì. Stop. Ok.
ti vedo stanca di questo rapporto. Sì. Qual è il motivo? Sono parecchie situazioni messe insieme. Allora, qua chi non è convinta, chi non gli sta bene più, sei tu, Sì. non è lui. Sei tu che non ti garba più questo rapporto, perché Sì. diciamola tutta, voi gemelline donne non amate le solite cose, la vita quotidiana, sempre la stessa in solo modo. Amate cambiare, cioè volete vivere, non vi va quella situazione ingarbugliata in casa. Siete fatte così. Quindi te che ti sei stancata di vedere la solita minestra, di passare tutti i giorni nello stesso modo, dentro di te sei svegliata l'altra metà, l'altra gemellina, che vuole ad ogni costo vivere diversamente. Quindi tu mi hai chiamato per sapere se questo tuo marito ha visto e se ne va. Bravo, lo so. Io sto qui per indovinare, mica sto qui per perdere tempo. No, infatti vi faccio i miei complimenti perché ha detto tutta la verità. Lo so. Quindi il discorso è che tu hai pensato pure a, diciamo, un divorzio, questo e quell'altro, però siccome vuoi fare cose quete senza creare casini, stai aspettando che sia lui a si sfastariare. Io ti dico che lui, cioè tuo marito, sì, prima o poi prenderà la sua decisione, ma per avvenire ciò ha da conoscere purisse qualche donna e conoscendo qualcuno può essere che pigli qualche provvedimento a modo suo. Capito? C'è da aspettare molto? Bella mia, c'ha a mettere noi andando una femmina, da picchiare. Babbo, ma si chiama privatamente? Sicuramente Perché poi vi spiego più dettagliata la cosa. siamo a tua disposizione. Fai richiesta tramite WhatsApp, il costo consulto in privato è 30 euro. Ok, la ringrazio. Arrivederci. Buona serata. Ciao. Allora, né persone negative rovinano il vero maestro, ma uno con si accorge, tiene persone vicino. Allora. Siamo a 24 condivisioni. Sì, 15.000 follower abbiamo raggiunto. Francesco, mi fa piacere. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Vorrei sapere se c'è un ritorno. Sicuramente. Allora, amici, questo numerino lo voglio vedere come ogni giorno raggiungere 10.000 cuoricini, 10.000 mi piace e condividete con i vostri amici perché la live la faccio io, ma i protagonisti siete voi. Allora, quanti anni c'hai e che segno sei? Io ho 19, sono gemelli. E lui invece? Lui è a settembre, 16 settembre. Da quando è andato via? Cosa? Da quando è andato via? Da martedì scorso, cioè stavamo frequentando. Ah, ho capito. Fermami quando vuoi. Sì. Stop. Ok, andiamo a verificare.
No, non vedo un ritorno, Gioia. È come se qualcuno o qualche, non lo so chi sia, qualche tuo ex o qualunque qua, come se qualcuno l'ha fermata e te leva da vicino stavo io. Rimedio. Questo E non ve lo proprio non me ne giù là. No, mi dispiace. Va bene? Va bene. Ciao bella. Ciao. Salutiamo l'amico mio Sergio Zaccariello, il mio collega che segue questa mia live ogni giorno, sperando che sta seguendo. Allora, tap, fate tap, voglio vedere tanti cuoricini. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera a lei. Vorrei sapere un po' sull'amore. Mi dici quanti anni tieni, che segno sei? 5, 6, 76, gemelli. Quindi vuoi sapere se trovi la persona giusta? Sì. Allora, vediamo se trovi la persona ideale. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Stop. Gioia mia, allora, devi un po' deciderti tu che vuoi fare, come vanno a costruire su questi anni. Perché? Chi le ha, chi le curti, chi sta da chiatte, chi la da sic. Nel senso che su questo discorso si ne poco vezioso. Lo incontrerai la persona giusta, però mi esce la gioia dell'incontro, quindi presto, non è lontano, tu incontrerai la persona ideale, una persona che non conosci ancora, però sai come succede, come in una scossa, vedi questa persona e dici Madonna, come mi piace questa persona, e poi nascerà questo cammino tra te. Ho capito. Va bene? Ho capito, ma ci sta qualcuno già che è interessato a me? No. Questa è una capito. persona che non conosci ancora. Va bene. Ok? Arrivederci. Allora, linee libere 345 630 81 72, oppure andate su Google, scrivete il maestro Cleo, esce il mio numero di telefono su Google. Pronto? Buonasera. Ciao, vorrei sapere se trovi un nuovo amore. Se trovi un nuovo amore, con me è stato tutto quanto senza l'om. Quanti anni c'hai? 20. Del segno? Sagittario. Sagittario. Allora, da questo momento in poi fermami quando vuoi. Ok. Allora, il mio numero di telefono lo potete trovare su Google, scrivete il maestro Cleo, vi esce il mio numero di telefono. Allora, condividete con i vostri amici. Ma tu esci fuori già da una storia non buona. Sì. Che ti ha fatto soffrire. Sì. Qua le carte mi dicono che ci sta una persona che incontrerai
una persona che già conosci, ma non che c'è avuto una storia, attenzione, è un conoscente, uno che tu conosci già. Come amica? Bravo, come amica. E nascerà qualcosa di buono, qualcosa di positivo. Quando si farà avanti? Quando si farà avanti? Io penso tutto questo mese qua, tutto il mese di giugno. In giugno? Sì. Ok. Va bene? Grazie, buonasera. Stammi bene, ciao, 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 ciao. Ciao. Allora, condividete, voglio la massima condivisione. Ragazzi, facciamo crescere questo profilo da pazzi. Facciamolo salire giorno per giorno. Grazie di cuore. Facciamolo salire. Stiamo a 15.000 follower, mettete il seguo, facciamolo salire perché più ne siamo meglio è. E poi è un profilo, io chiamo comunità, è una comunità, meglio dire, dove tutti i miei follower saranno aiutati attraverso il gruppo di preghiera che si chiama Teofilantropia, a quale io faccio parte come presidente di questo gruppo. Quindi perciò vi dico, mettete il seguo, mettete i cuoricini e condividete con i vostri amici. Allora, 345 630 81 72. Il maestro scrive il suo numero su YouTube, lo cancello, magari lo scrivo così rimane. Sì, come no. Lo vado subito a scrivere, ma l'avevo dimenticato prima. Allora. Ecco qua, abbiamo scritto il numero su YouTube per la diretta, per parlare con me in diretta. Allora, forza, voi di TikTok potete trovare il mio numero di telefono su Google, basta scrivere sul motore di ricerca Google, scrivete il maestro Cleo, vi esce il mio numero di telefono, se no io lo dico ogni tanto, voi segnatelo e mi potete telefonare. 345 630 81 72, ripeto 345 630 81 72. Portiamo qua a 10.000 cuoricini, 10.000 mi piace, facciamo crescere sempre di più questo bellissimo profilo TikTok del maestro Cleo. Allora, miei cari amici, ricordatevi una cosa molto importante. Mi riferisco a tutti coloro che le cose non gli vanno bene, a tutti coloro che non riescono ad avere un po' di pace, un po' di serenità. Ricordatevi che esistono le energie positive, esistono le energie negative. Chiunque vi può voler del bene, chiunque vi può voler del male. Come esistono le forze del bene, esistono anche le forze del male. Quindi abbiamo Dio, nostro Signore Gesù Cristo, e abbiamo il diavolo. Quindi da una parte abbiamo il bene, dall'altra parte abbiamo il male. E credetemi che la cattiveria è superiore a quella del bene. E ne vediamo tanto ogni giorno in TV, nei telegiornali c'è una notizia cattiva. Uomini che ammazzano le donne, figli che ammazzano le mamme, genitori ammazzano i figli, cioè il diavolo sta prendendo possesso. Questo grazie a tutti quelli che si stanno distaccando dalla vita quotidiana, a tutti quelli che si stanno allontanando dalla fede, dalla religione e dalla preghiera. Ed ecco che il diavolo ne sta approfittando del momento per dettare le sue leggi.
Ecco perché tanto male, tanta cattiveria. Perciò io dico sempre, la prima cosa da fare è di avvicinarsi alla fede, alla preghiera, alla vera fede però, attenzione, alla vera preghiera, perché anche nella religione ci sono i falsi, ci sono gli infami e ci sono coloro che usano la parola di Dio per fare soldi e per ingannare la povera gente che ne ha bisogno. Anche lì bisogna fare attenzione. Ok? Allora, detto questo, sì, Francesco, ieri ho festeggiato il mio compleanno, sono stato un po' a via Caraccioli, a Napoli, a via Marina, meglio dire, vicino al mare. Abbiamo mangiato qualcosina, io, mia moglie e mio figlio, e abbiamo passato una bellissima mezza giornata. Allora 345 630 81 72 per coloro che vogliono parlare con me in questa live per avere una consulenza per quanto riguarda i vostri problemi. Quindi fate le vostre domande, ci saranno le risposte. Voi chiedete alle carte, io le vado a leggere per voi. È una live dove non si paga niente, del tutto gratuito, non vi chiedo donazioni, questo lo lasciamo fare a tutti gli altri e voi andate lì a donare rose, monete. Ormai avete perso la testa anche qui su TikTok, quindi il primo che vedete con le carte in mano, paff, subito telefonate, vi fate confondere le idee, vi fate plagiare mentalmente e poi verrete anche minacciati, come almeno mi dicono in privato alcuni clienti miei, che sono stati minacciati da pseudonimi cartomanti, cartari, e via. Questo grazie a voi che avete il cervello per dividere le orecchie. Alcuni di voi avete il cervello per dividere le orecchie. Perché dico questo? Perché non basta vedere uno con le carte in mano, l'ho telefonato, scrivete nei commenti, voglio sapere. Questo non è un gioco, non è il gioco delle tre carte. È una cosa molto seria, molto delicata. La cartomanzia è un'arte divinatoria, la cartomanzia è scienze esoteriche, non è un giochetto come vi stanno facendo credere, perché tanti di voi imbecilli, vi devo chiamare imbecilli perché ve lo meritate, quando chiamate queste persone gli date la vostra data di nascita, ma state dando i numeri. La data di nascita è una cosa riservata, è una cosa che dovete tenere riservata. Vi possono fare qualsiasi cosa sulla vostra data di nascita. Imbecilli che non siete altro. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera signora, prego. Avrei bisogno di sapere di un ritorno. Di un ritorno. Lei mi deve dire solo quanti anni ha e che segno è. Io 40 gemelli. E il suo compagno? 43 leone. Già mi hai chiamato per questa domanda te? No? Sì, mi hai chiamato. Non per questa domanda però. Per questa domanda, io ricordo bene gemelle e leone. Vabbè, andiamo a vedere, non ti preoccupare. Tu mi puoi chiamare anche tutti i giorni, tanto ti dirò sempre la stessa cosa, non ti preoccupare. Smemorato ancora non lo sono. Fermami quando vuoi. Adesso.
Da quando è andato via? Da almeno 4 anni, Sì. ma ci si vede ancora, Vediamo non ci se- si parla. Sì, vediamo. Un ritorno, anche se un giorno sta persona gli passi per la testa, ma è solo per uno scopo, senza alcun interesse, solo interesse materiale, basta, ma non vedo un ritorno di questa persona come tu vorresti o come tu speri. Ho capito. Va bene? Perfetto. Grazie. Buona serata. Buonasera. Mo, dopo di me, la signora ne chiama ancora altri. Mo va vedendo col dito dove stanno altri cartari, altri cartomanti e va a fare la stessa domanda a tutti. Ditemi voi se tutto questo è normale. Per me non è normale. È assurdo. Boh. Allora, vediamo cosa dice l'amico Francesco. Il maestro ricorda tutto, il generale dorme, il maestro invece no. Sì, Francesco, io ricordo tutto. Io questo lavoro lo faccio con amore, col cuore. E da oltre 40 anni che faccio questo lavoro, devi capire che tutto quello che io faccio mi viene memorizzato nella mente, quindi ricordo bene la signora di prima, Gemelli e Leone, che una domanda mi ha fatto già 2 volte, questa è la terza volta. Quindi voglio dire, mi ricordo tutto. Questo perché io il mio lavoro lo faccio con amore, con professionalità. Poi è chiaro che ci stanno quelli che lo fanno tutto ben altro per un altro scopo. Vediamo i WhatsApp che dicono. Il mio carissimo Sergio, ciao carissimo, lascio TikTok perché ci stanno una banda scema, ma a te so come seguirti. Ma figuri, si salva chi può, bravissimo collega, parole sante. E ti conviene, chi te lo fa fare? Perché devi lasciare il TikTok? Ma no. È meglio Facebook, carissimo amico mio. Ah. Facebook è diventato un puttanaio Facebook. TikTok invece, vedi, ci stanno vari tipi di umani. Su TikTok trovi persone che amano divertirsi, persone che, insomma, trovi varie generazioni. L'importante è che tu metti le tue regole e detti legge nel tuo TikTok, nel tuo profilo. Capito come funziona? Io nel mio profilo detto legge, le persone che vogliono avere a che fare con me fanno quello che dico io, se no possono andare a trovare altri cartari, perché lo sai come la penso io, carissimo amico mio, collega Sergio Zaccarello, quindi non mi lascio influenzare da nessuno. Come vedi, le mie live ho disattivato i commenti proprio per non farmi sangue amare, quindi per me l'essere umano, lo sai, per me è zero e zero rimane, quindi non mi faccio nessun paragone tra un essere e un altro essere.
ci sta l'essere che scemo di natura e ci sta l'essere che finge di fare lo scemo per farti scemo. Quindi tu basta che ti impari queste regole, su TikTok ci puoi stare. È così semplice. Gli altri cartari diranno che torna e vogliono 1.000 euro pure. Magari. Pronto? Buonasera, maestro Cleo. Sono io, buonasera. Buonasera, senti, io volevo sapere qualcosa su se troverò la persona giusta. Sì. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Ho 43 anni e sono delle segno del cancro. Perfetto. Fermami quando vuoi. Sì. Stop. Ok. Ricordatevi tutti che nella vita non bisogna mai essere insicuri e cercate di ragionare sempre col vostro cervello. È importante. Sì. Mai farsi influenzare dagli altri. Sì. Perché gli altri che ti vogliono influenzare usano la famosa cazzimma per poterti tenere a bada nella griglia, mamma mia. Allora stammi a sentire, tu nella vita hai avuto tantissima crudeltà, veramente. Sì. Hai subito tanto con i sentimenti, perché tu ti pensavi che erano tutti quanti come te. Sì. Invece no, non sono come te. E hai passato dei brutti momenti. Infatti vedo che hai versato molte lacrime. Sì. Sei stata maltrattata con i sentimenti, però mai dire mai, perché uscirà il sole anche per te. Speriamo. Io ti posso garantire che entro e non oltre il mese di luglio incontrerai la persona giusta, però attenzione, perché in giro ci sono tanti cacciatori di preda, capito? Quindi Sì. quando succede, chiamami e noi controlliamo se è lui quello giusto o è il solito cacciatore. Va bene. Va La bene? ringrazio, maestro, la ringrazio. Arrivederci. Gentilissimo. Prego. Arrivederci. Abbiamo raggiunto 11.000 cuori e 55 condivisioni. Il mio controllore Francesco mi comunica questo. Quindi sono 55 condivisioni, dobbiamo arrivare a 100 condivisioni, forza. Voglio vedervi condividere, voglio vedere l'angoletto lì azzurro, celeste, che cos'era? Eccolo là uno, è uscito uno celeste, Francesco, ho visto, è uscito uno celeste, un ometto celeste, la freccina. Forza, condividete con i vostri amici. Allora, poi ci sono quelle lì che ho detto, anche, lo voglio ripetere, la massa di ignoranti che quando chiamano ai cartomanti su TikTok, allora voi immaginate, su TikTok ci sono tantissima gente a guardare una live, giusto? Voi andate a consultarvi con il cartomante, gli date la data di nascita, che la data di nascita dovrebbe essere una cosa molto riservata, perché con una data di nascita si può fare un'intestazione,
con una data di nascita si può fare un malocchio, si può fare una fattura, vi potete trovare intestata un debito, qualcosa, cioè, riuscite a capire, cioè, dentro a questa specie di testa che voi avete, riesce ad entrarci quello che ho visto a dire. Quindi dovete fare attenzione perché vi rovinano. Pronto? Buonasera. Buonasera. Prego. Niente, io volevo sapere sul ragazzo che ho appena conosciuto. Come? Volevo sapere sul ragazzo appena che ho conosciuto. Se la persona è ideale per te? Bravo, sì, sì. Mi dici quanti anni c'hai, che segno sei? Allora, io sono gemelli, ho 40 anni, E lui ha 27 anni, però non si chiama Santos, però non so Va bene. il segno perché da poco che lo conosco Non lascia perdere, pensi a lui e fermami quando vuoi. Grazie. Stop. Ok. Allora, sarà una simpatica storia, sarà un bel cammino di coppia, però non duraturo. Questo lo devi sapere, così sei consapevole. Non è che un giorno andate a convivere insieme, o magari no. Sarà una bellissima storia destinata a finire. Ho capito. Questa è la verità. Ho capito. Perché non mi risponde ai messaggi, questo qua già una Sì, persona che non mi risponde, non è che mi piace molto. è un cattivo, è già un cattivo segno. Infatti. Quindi, vabbè, ma gioia mia, io ti posso dire una cosa, io come uomo, in quest'epoca qua, non ci riesco a capire più niente per quanto riguarda i sentimenti e delle storie che io ascolto ogni tanto, no? Perché è diventato un fatto più materiale che sentimentale, perché oggi la donna sietta, detto napolitanamente, è troppo facile, si butta, sta perdendo i punti. Ed ecco che il farabutto dell'uomo ne approfitta ed ecco quello che succede. Capito? Vabbè, noi ci stiamo conoscendo, non è che è successo, però zero questi atteggiamenti. Te l'ho detto, sarà una storia, se tu sarai consapevole di quello che affronterai, destinata a finire. Te l'ho detto già prima. Ah, ok, va bene. Ok? Va bene. La ringrazio mille. Ti abbraccio. Prego. Arrivederci, buonasera. Buonasera. Ecco qua, cosa dice l'amico Francesco? Maestro, lei legge carte e non vuole sapere nessuna informazione. Anche per questo lei è il migliore. Alcuni cartari su TikTok fanno prima le interviste e dopo leggono le carte. Troppo facile così. Sì. Sembra che stanno in questura, Francesco. Alcuni cartari qui su TikTok sembra che stanno sulla caserma dei carabinieri. Fanno il... come si dice? Intervistano. ai. Ma la gente è stupida, che vuoi? Pronto? Sì? Vuoi parlare? Che vuoi fare? Pronto, buonasera. Buonasera, finalmente ha parlato. Salve, mi chiamo Carla. Dimmi, Carla. Allora, volevo sapere se inizierà una storia
con Luigi. Ok, dammi la tua età, l'età e il segno. Allora, io sono nata del 73, Mhm. Carla, e Sì. Luigi, come? Sì. Luigi, quanti anni te e che segno è? È Scorpione del 67. Perfetto. Pensando a Luigi, fermami quando vuoi. Stop. Perfetto. Un attimo solo. Grazie. Prego. No, solo amicizia e niente altro, Carla. No, non lo vedo interessato più di tanto, hai capito? No, perché mi cerca, va, viene. Sì, ma come amico, cioè sta bene. Quando sta vicino a te si sente gioire dalla tua presenza, hai capito? Quindi sta bene vicino a te come amico, nel chiederti, nel parlarti e così, ecco lì. Però non lo vedo interessato sentimentalmente, è come se lui si bloccasse, hai capito? È come Sì, se, sì. come se lui si blocca. Oltre a quello non sa andare. Va bene, quindi Va bene? va bene, la ringrazio, maestro. Arrivederci, arrivederci. Arrivederla, arrivederla. Il mio numero di telefono lo potete prendere sul motore di ricerca di Google. Andate su Google e scrivete il maestro Cleo. Esce il mio numero di telefono, però io lo dico ogni tanto così prendete nota. 345 630 8172. Condividete questa live. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, prego. Maestro Cleo, è grande lei. Grazie, 1,78 m. Posso farle una domanda? Prego, prego. Volevo sapere se trovo la persona giusta. Ma con me, tutti senza l'uomo? Che fine hanno fatto quest'uomo? Che fine hanno fatto? Boh. Si mette le paure delle femmine. Quanti anni c'hai, Gioia? 35. Sei del segno? Del leone. E allora, vediamo se trovi quello giusto. Fermami quando vuoi. Stop. Ok. Un attimo solo. Ti devi un po' adeguare, sei un po' tradizionalista, non riesci ad adeguarti agli uomini di oggi. Come mai? Allora. Sì. Senti, allora, troverai pure la persona giusta, ma ci vuole tempo ancora, perché te
ti ripeto, non riesci ad adeguarti ai comportamenti di alcuni uomini attuali. È chiaro? Ho capito. Quindi molto tempo passerà. Devi trovare la persona giusta la troverai, nella tua vita esiste, ma ripeto, non la massa dei giovani, degli uomini di oggi non la pensano come te, ma la pensano tutto diversamente, vanno più sul materiale e non più sui sentimenti. Quindi il tuo uomo deve ancora arrivare, quindi nel corso di quest'anno incontrerai la persona giusta, per carità, ma devi aspettare, può essere da un momento all'altro come può essere la fine dell'anno, capito? È nel tuo destino, esiste, lo troviamo, ci sta, ma quando non mi esce, se no te l'avrei detto. Ok, va bene, la ringrazio. Arrivederci. Arrivederci. Per coloro che vogliono parlare riservatamente con me dei propri problemi e per poter risolvere alcuni di questi problemi, contattatemi in privato tramite WhatsApp, vi fisso io un appuntamento. Pronto? Buonasera maestro Cleo. Buonasera, prego. Niente, volevo chiedervi per quanto riguarda il mio lavoro. Sì. Siccome dopo 10 anni ho fatto richiesta di un piccolo aumento, però il titolare non l'ha presa molto bene. Mm-hmm. Volevo sapere, non lo so come andrà a finire. Se rimarrai, diciamo, Sì. sul tuo lavoro? Sì, sul mio lavoro, e poi oppure se decide di farmi, diciamo, io sono di 7° livello e volevo salire di livello per quanto riguarda, diciamo, il mio contratto. Vediamo un po', mi dici quant'anni tieni, che segno sei? Quasi 38, Gemelli, 4 giugno 84. Non date mai le vostre date di nascita in diretta. Ah, va bene. Tienila riservata. No, per te, non per me, figurati. Fermami quando vuoi. Sì. Stop. Ok. No, allora, le carte mi danno un cammino fruttuoso, nel senso che il lavoro rimarrai nel tuo habitat lavorativo. Sì. Devi startene un pochettino più calma, di non darti dei valori tu da sola, perché ogni cosa arriverà al momento giusto. Poi quello che è successo, che mi hai detto e così via, non dimenticarti che ci sono intorno a te persone invidiose e persone malvagie. Oh sì, guarda, lasciamo stare. Perché se la vogliamo, su questo non ci piove. Se la vogliamo dire tutta, diciamola tutta. Infatti io la mattina mi sveglio e dico ora vado nel covo delle vipere. Io come faccio a sapere queste cose? È perché sei molto bravo. Perché mi esce la carta della crudeltà intorno a te, mi esce la carta della crudeltà, quindi tu sei una persona ben voluta sul posto di lavoro, ma odiata da chi ti sta intorno. Oh sì, almeno fino a qualche tempo fa, diciamo, il mio titolare non posso dire che non mi
non mi voleva bene. Solo che da quando gli ho fatto questa richiesta lo vedo un po' strano, quindi mi sono messa in testa, può darsi pure che magari a fine lavoro che noi facciamo lavori stagionali, magari mi licenzia, non lo so. No, assolutamente, perché tu vali molto, quindi non lo farà. Goditi i momenti, vai tranquilla e fatti un po' di pulizia intorno. Va bene, grazie mille maestro, grazie. Arrivederci. Buona serata. No, Francesco, non ho mai collaborato con le forze dell'ordine per scomparsi e così via. Privatamente sì, nel passato alcune persone scomparse che non hanno più trovato o qualcuno hanno trovato più, si sono consultati con me, i familiari, spesse volte, come no. Pronto? Pronto, buonasera maestro Teo. Buonasera signora, mi dica. Volevo sapere un po', volevo sapere solo se mio figlio tornerà da me, che sono 3 anni e non si può dire che non mi conosce. Ma lui è sposato? Lui è sposato, sì. Allora, quanti anni avete voi? Che segno siete? Io sono del 61, luglio. E lui invece? E lui è del 79. Del segno? Il segno non lo so. Vabbè, fa niente, non si preoccupi. Pensi a suo figlio e mi fermi quando vuole. Va bene. Basta. Ok, basta. Sì signore, un attimo solo. E vediamo le carte cosa ci dicono. Signore, dovete abbassare il volume del telefonino, però, se no non riusciamo a capire niente. Purtroppo, signora cara, certi uomini ragionano col cervello della compagna. Quindi suo figlio che sta a sentire a chi gli è vicino senza dar alcuno valore a un familiare, a una mamma, la famiglia, diciamo, è un povero plagiato, pilotato. Avete capito? Sì, sto capendo. Il solito qua. Perdonatemi se dico questa frase, ma sono merda. Mi creda, già lo sapevo questo, cioè lo immaginavo. Signor, non è che lo sapevo. Un uomo che sta alla sua donna e si allontana dalla mamma, per me è un qua. Non serve, né buono. Avete capito? Mi creda, quando lo incontro e lui fa finta pure addirittura di non conoscermi, io sto male. Che schifo di uomo. Mamma mia. Certe donne non lo sono, non commento, non voglio parlarne perché se no faccio guai. Meglio che mi sto zitto. Tutto quello che volete, per carità, perché oramai meglio, lo sono, però non posso accettare questa situazione, mi creda. Non lo so, sa che cosa vuole lui, perché io lo so quello che vuole,
Vuole che io mi sottometto alla moglie a casa sua, che Sì, poi dovete inginocchiarvi ai piedi della sua compagna. Lo so. ma non posso, credo, non posso perché ha troppi guai e quindi l'ho perdonata tante volte. È una persona che non si può avere contatto più di una settimana, non potete fare, cioè Proprio mettono figli contro, ci capite già tutte cose, figuratevi. Va bene, è stato gentilissimo, siete favoloso. La ringrazio, non faccio altro di fare il mio lavoro come si deve, signora, tutto qua. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci, grazie ancora. Siamo arrivati 102 condivisioni, questo mi fa un immenso piacere, questo mi gratifica. Grazie di cuore a tutti quelli che hanno condiviso, dovete veramente avere dei momenti favolosi. Questa è la mia benedizione che faccio a tutti voi che mi seguite, che condividete la mia live con tutti. Bravo, grazie di cuore. Pronto? Salve, è possibile avere una risposta a una domanda? Sicuramente. Prego. Allora, 28 anni, Toro. Sì. E volevo sapere se continua con mio marito e se c'è qualcuno che lo plagia alle spalle. Tuo marito quant'anni c'ha, che segno è? 31 pesci, 33 pesci. Da quant'anni siete sposati voi? 3 anni, ma ci conosciamo da 20. Ok. Allora devi fare sempre il conteggio di quando vi siete conosciuti. Allora, da questo momento fermami quando vuoi. Basta. Ok. No, c'è un marito molto sincero, questo te lo devo dire. Ci tiene a te, ti vuole bene veramente, c'è un marito d'oro. No, non vedo che si fa influenzare da nessuno, perché è una persona, a parte che tuo marito è una persona molto orgogliosa, è una persona diciamo caratterialmente duro, e ha sempre fatto di testa sua, non è stata mai sentita a nessuno. Chiaro? Va bene. Quindi auguroni e goditi tuo marito. Grazie mille. Buonasera. Buonasera. In mia compagnia fino alle ore 16:45 minuti primi, va bene? Quindi linee libere. Il mio numero di telefono lo trovate su Google, scrivete il maestro Cleo e vi esce il mio numero di telefono. Se no, io lo posso dire anche a voce, però qualcuno di voi magari non ce la fa in tempo a scriverlo. Quindi 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Per chi non ha fatto in tempo a scriverlo, andate sul motore di ricerca di Google, scrivete il maestro Cleo, vi esce fuori il mio numero di telefono. Semplicissimo. Allora, linee libere per tutti quelli che vogliono parlare con il sottoscritto. Dopo questa live potete fissare i vostri appuntamenti nel privato. Per le persone che vogliono parlare con me privatamente per i propri problemi da risolvere,
che ne so, per un ritorno d'amore, per un allontanamento, per un avvicinamento, per un legamento. Quindi volete parlare con me a riservatamente, potete farlo a solo costo di 30 euro. Però bisogna farne richiesta su WhatsApp e io vi darò risposta per quanto riguarda l'appuntamento. Allora, linee libere, vediamo chi ci contatta. Pronto? Pronto, maestro Cleo? Sì, Buonasera. prego. Senta, già ci siamo sentiti una volta, però non è che disturbo se rifaccio un'altra volta. No, perché? Ok, grazie molto gentile. Prego. Allora, parlavamo di questo ritorno, non ci sta. Non c'è ritorno. Che dobbiamo fare? Lo vogliamo far tornare? Si può, come no? Volendo si può. Ma da quando è andato via? Oggi è 14 giorni. Se il ritorno non ci sta, le carte che l'altra volta che ti hanno detto? Mi avete detto che ritornava, stava in confusione, però ritornava. Bella mia. Quando c'è qualcosa che non va, bisogna vedere come risolverlo il problema. Tu ci tieni a questa persona? Ci tengo tanto. E allora, due sole cose. O aspetti e come va, torno, non torno, oppure si interviene esotericamente parlando per farlo tornare da te. Tutto qua. Per fare ciò mi chiami in privato, io ti dico i costi, ti dico quello che ti viene a costare, ti dico tutto e poi se ti conviene lo fai, non ti conviene non lo fai, tutto qua. Ok, grazie molto gentile, ma adesso mi metti le carte. Sicuramente, ma le carte non ti risolvono il problema, Dammi la tua... Sì, quanti anni c'hai, che segno sei? Allora, io Leone. E lui? Pesci. Fermami quando vuoi. Ok. Basta, fermati. Ok. Allora, Francesco, possiamo fare questa prova, però per fare ciò mi dovresti dare il nome, il tuo nome utente su TikTok, perché devo metterti come moderatore, capito? È una prova che possiamo fare anche domani, però ho bisogno del tuo nome utente, così io ti metto come moderatore. Capito, Francesco? Allora, vediamo qua che dicono le carte. Lo vedo molto chiuso questa persona. C'è cioè è confuso mentalmente, è chiuso, è confuso, capito? Non sa nemmeno lui cosa vuol fare, perché io ritorno, sinceramente, al momento non mi esce. Facciamo un'altra donna. Senti, un'altra donna ugualmente non mi esce come sentimenti, attenzione, può darsi pure che si sente con qualcun altro che sta iniziando a intraprendere una nuova conoscenza, perciò non mi esce nelle carte, capito? Allora, vabbè, ma lui mi ama. Sei nei suoi pensieri. La parola amare, ognuno ama in un modo, cara mia, ognuno ama in un modo. Ok, ma ci sta un sentimento.
sentimenti io non ne vedo che ci tiene a te, ma è tutta un'altra cosa, un sentimento è un'altra cosa. Ho capito, perché l'altra volta mi avete detto che c'era l'amore, c'era il Sì, sentimento, sì, l'amore, ma il sentimento, tu per cosa intendi come sentimento? che lui pensa solo a me, mi vuole bene solo a me E- e tiene solo a me. E perché se ne aiuta? E se ne aiuta perché abbiamo litigato, ma lui è un tipo molto strano, molto strano. Vedi? Sì, è perché la assillamo, però non vuol dire che uno assilla tu 4 anni. Ma l'amore, io lo dico sempre, voi donne siete un po' strane. No, è vero, ma L'amore è libertà. Ma tu pensi, io come sono fatto io personalmente, no? Io avrei una sì, donna che mi manda magari, che ne so, 10 messaggi vocali su WhatsApp, mi fa 10 telefonate al giorno. Io ci metterei mezz'ora per mandarlo a fanculo. Credimi. Perché scusami, ma tu secondo te, uno che magari deve lavorare o magari c'è altre cose da fare, si può mai mettere col suo telefono in mano a guardare i tuoi WhatsApp, i tuoi messaggi, i tuoi... Cioè, sì, è vero, avete ragione. Siete patetico, non vi rendete conto. Ok, ammetto, però quando l'ha voluto fare lui l'ha fatto. Sicuramente Cioè, perché doveva raggiungere il suo scopo, un altro bravo uomo. capite, quello io adesso sono incavolata, cioè che quando l'ha voluto lui l'ha fatto, non se ne è fregato di niente, pure io E ti do ragione, perché doveva raggiungere il suo obiettivo. Ma ti dico la verità, quell'altro obiettivo che dite voi non è stato nemmeno un granché e non è un granché, e a me mi piaceva sinceramente la sua personalità che si ascoltava. Sì, allora ti dico la verità, adesso non so se lo posso dire, non lo posso dire. L'ultima volta che abbiamo fatto l'amore, io gli dico ti amo, tu mi dici ti amo anch'io, poi che fai? Io gli ho dato una settimana di riposo, di non sentirmi, da 7 giorni si è preso 14. Ma perciò ti ho detto prima, lo ami ancora sta persona? Sì, e allora o si interviene o lo mandi a quel paese, perché un uomo così che cavolo ne fai? Questo sì è vero, ma io non ce lo faccio perché è una cosa più forte di me. E allora ti ho dato il consiglio, se hai bisogno di aiuto, sai come fare per trovarmi. Ok, allora adesso non ci sta né il ritorno, né un No. sentimento, non c'è niente. No, mi dispiace. Ok, va bene, la ringrazio, molto gentile. Arrivederci, signora. Arrivederci. Ok, Francesco, magari mi mandi un messaggio col tuo nome utente domani alle 3:30 precise. Aggiungiamo i commenti, sempre con le telefonate in live, però è sempre con i consulti, sempre tramite telefonate. E farai il moderatore, però, ripeto, non devi temere se devi bloccare persone che si comportano scostumatamente, quindi subito devi bloccare. Ok? Allora, 345 630 81 72 per parlare col maestro Cleo. Vediamo chi desidera parlare con me. Condividete questa live con i vostri amici, siate protagonisti di questa bellissima live di cartomanzia e consigli vari, perché questa, come vedete, è una live non di tanto di cartomanzia e basta, ma è una live dove io vi do consigli, dove io vado a verificare il vostro problema, se vale la pena continuare con un uomo, se lo dovete mandare a quel paese. Cioè, è una live con consulti e consigli vari. Va bene? Quindi
Ecco perché dico sempre, se vi dovete ubriacare, ubriacatevi di un buon vino, di un buon prodotto. Non vi dovete ubriacare di aceto, perché l'aceto poi porta male al pancino, vi danneggia. Quindi se vi dovete ubriacare di un buon vino, di prodotto, di marca. Questo dico sempre io. Poi se siete abituati all'aceto, e allora è un altro discorso, vuol dire che vi bevete pure acqua colorata, lo prendete per vino, è diverso. Allora, non si preoccupa, messo solo chi è fra l'arte del live, come dice lei. Bravo, Francesco. Live fatto solo di persone serie. Io non guardo la quantità dei numeri qua, vedi 41 adesso in live. Cioè io non guardo la quantità, io guardo la qualità delle persone. La quantità non mi porta niente perché io non voglio niente da nessuno. Quindi la quantità che la facciano gli altri. Io guardo la qualità delle persone che mi chiamano. Persone di una certa età, persone di una certa cultura, non ragazzine. Le ragazzine devono andare a giocare con le bamboline. Quindi io guardo la qualità della live. Figuriamoci se uno come me, che ha 43-44 anni di attività del mondo esoterico, si possa mettere a giocare con le ragazzine qua sopra, a fare i consulti alle ragazzine. Il mio ragazzo torna o non torna, mi ama o non mi ama, c'ha un altro o non c'ha un'altra. Allora, prendiamo l'ultima telefonata, vediamo chi sarà l'ultima persona fortunata a prendere la linea. Forza, poi domani ci sarà una nuova live come abbiamo stabilito con il mio controllore. Domani ci sarà una live con il mio controllore con i commenti, a filtrare i commenti e da mettere il numero di telefono ogni tanto nei commenti, così tutti potete prendere nota. Vabbè, vediamo come va. Facciamo una live di prova domani e vediamo come andrà. Allora, non c'è l'ultima chiamata? Salutiamo l'amico Sergio Zaccarillo. Ciao Sergio, buona serata e soprattutto buon lavoro, ok? Allora, vogliamo chiudere? Chiudiamo qua la live perché il tempo per me disponibile è così terminato. Io vi rinnovo l'appuntamento per domani alla stessa ora, cioè alle ore 15:30, ci sarà la nuova live domani alle 15:30. Adesso andiamo a salutare tutti quelli che ci seguono da YouTube. Allora ci aggiorniamo. Francesco, mandami il tuo nome utente di TikTok e ti metto come moderatore. Domani facciamo questa prova. Ciao Francesco da YouTube e a tutti quelli che mi seguono da YouTube. Chiudiamo la live su YouTube.